1, 2, 3. Valido questo segnale con la proiezione in avanti da parte di Ecogual, che tende a passare. Numero 4 Ermanno Jet Ecogual squalificato. in vantaggio dopo Numero 3 150 Enable metri. Maker squalificato. Ecogual al comando nei confronti di Elfo LZ, terza posizione per Hector ZL che precede Etrusco Cla ed Eleganza V. 16-1 per il lancio di Ecogual che ha preso la testa, precedendo Elfo LZ, Hector ZL, ancora Etrusco Cla, Eleganza V. Si va da treno davanti alle tribune, 16-3 questo paletto, 32-4 per i primi 400 metri di corsa. Così Ecogual ha preso la testa e ora va pianissimo. Direi che dal punto di vista tattico, meglio di così, non poteva andare. 49-4 sul piede dell'1-22-3. Ecogual, Elfo LZ, Hector ZL, Eleganza V che si rompe e viene via. Punta in avanti Eleganza V dopo 800 metri passati in 1-5-4, non da questa categoria. Risale a spesa zero Manuel Pistone che arriva a lato di Ecogual. Seconda posizione per Elfo LZ, seconda pariglia all'esterno per Hector ZL, poi ancora Etrusco Cla. 1:28 per i primi 1000 metri di gara. Ecogual ed Eleganza V uno accanto all'altro, Elfo LZ ed Hector ZL a fare la seconda pariglia. Rimane in coda Etrusco Cla davanti alle tribune, un paletto in 14:2, 1:35 i primi 1200. Proseguono apparigliati Ecogual ed Eleganza V che tira una bordata ora sulla curva, prova a sorprendere l'avversario Manuel Pistone, deve azionare un po' di fili Alberto Garruto, c'è un altro 14:2, un 28:4 con Eleganza V che tira la bordata ad Ecogual, lo sopravanza sulla retta opposta alle tribune. Spettatore del duello è sempre Hector ZL, via i tappi ora ad Ecogual che reagisce ad Eleganza V. 13:4 la retta di là, 2:26 per il miglio di gara ed Ecogual è ripartito nei confronti di Eleganza V che ha finito lo spunto, poi Hector ZL, quindi Etrusco Cla che si prova ad avvicinare. Ecogual in netta evidenza nei confronti di Hector ZL, poi Etrusco Cla all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, in vantaggio Ecogual. Hector ZL che sposta il suo esterno, Hector che attacca Eco si difende, Hector attacca, Hector ZL sul palo, stampa Ecogual al terzo Etrusco Cla. 28:8 ad arrivare dopo un 27:6, 1:16:2 per il doppio chilometro di Hector ZL. Marco Stefani per Mauro Baroncini, i colori di Lucio Zucchetti. Ecogual aveva preso la testa, ha fatto un giro da treno, poi ha subito l'attacco veemente da parte di Eleganza V al quale si è sottratto, ma Hector ZL che è partito dietro ad Ecogual, quindi non aveva il nastro di vantaggio che c'era sulla carta, ha battuto allo speed Ecogual. Al terzo finisce Etrusco Cla, la vittoria per Hector ZL, Marco Stefani, Mauro Baroncini, Lucio Zucchetti.